Un'intervista integrale con Mauro Fabris, presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile, rieletto presidente con 26 voti su 26, un plebiscito quindi dell'Assemblea che si è riunita apposta per andare a rinnovare le cariche, non solo la sua, quella del presidente, ma del Consiglio d'amministrazione in generale. Stiamo parlando del risultato di questa elezione, un segnale di fiducia nei confronti di tutti i club in generale, quindi, e comunque ci si può ritenere forse soddisfatti di quanto fatto nel corso di questi anni, del lungo percorso che ha segnato appunto in Lega Pallavolo Serie A femminile. Sì, devo dire che è un risultato che onestamente non mi aspettavo, nel senso che a chi proponeva l'acclamazione ho chiesto invece di esprimere il voto a scrutinio segreto appunto dentro l'urna. In questi casi è normale che qualcuno insomma in qualche maniera si possa risultare meno simpatici, e invece devo dire che veramente è stato un elemento di grande soddisfazione il fatto che a scrutinio segreto tutti i 26 club presenti abbiano riconfermato questa fiducia. Una fiducia evidentemente che nasce dal lavoro che abbiamo fatto, non solo io ma tutti i CDA che mi hanno accompagnato appunto in questi anni. È stato un lavoro che ha mirato innanzitutto a ridare credibilità alla Lega. Io penso che senza questo sforzo di ridare credibilità il movimento di vertice della pallavolo femminile italiana non avrebbe potuto raggiungere risultati, secondo me, straordinari raggiunti negli ultimi anni. Risultati che nascono principalmente da investitori che sono tornati a credere appunto nella pallavolo di vertice femminile italiana dopo un passato fatto anche di cose poco chiare, di ritiri di società durante il campionato e altro ancora. Quindi è il premio a un lavoro fatto e anche alla persona evidentemente che questo lavoro l'ha guidato anche in momenti difficili dove con la federazione, con i club e anche con certi cosiddetti opinion leader insomma, ai quali evidentemente stava bene un passato dove tutti potevano sguazzare, sono state alcune battaglie che abbiamo vinto e i risultati oggi ci ripagano di questa fatica. Concentrandoci soltanto nel suo ultimo mandato, può tracciare un bilancio di quanto fatto negli ultimi 2 anni? Beh, sono stati anni importanti anche gli ultimi. Ricordo l'introduzione del videocheck, ricordo il cambiamento di orario delle partite appunto che sono passate da attenzionale ore 18 alle 17 alla domenica. Anche questo credo sia un elemento che ha contribuito a far crescere i numeri come abbiamo visto in stagione. Voglio ricordare il rinnovo della convenzione con la FIPA, il rinnovo del contratto con la RAI. Abbiamo fatto passi importanti. Il fatto che gli stessi club di A2 oggi abbiano una stabilità che non è fatta appunto di scomparse improvvise, di meteore che passano e poi se ne vanno, ma una solidità è stato dovuto anche al lavoro appunto che abbiamo fatto in questo senso a sostegno appunto della 1 come della 2. Quindi è stata una stagione in cui alla fine abbiamo colto il risultato più importante, non solo la crescita di pubblico, gli share televisivi in aumento, i social di Lega che vanno come poche altre realtà appunto sportive possono vantare, ma anche il fatto che il campionato, a detta di tutti gli addetti ai lavori e degli appassionati, è cresciuto in qualità. Lo dimostra il ritorno quest'anno per il prossimo campionato ancora di altre atlete straniere. Mi piace ricordare un dato: oggi la nazionale cavalli europei che ci aspetta a fine mese, spero a Baku, per un risultato importante, è una nazionale fatta interamente da ragazze che giocano e da atlete che giocano nel campionato italiano. Questa è la dimostrazione della capacità non solo di attrazione ma anche del livello in cui appunto noi ci misuriamo. Tante cose in 2 anni che sono stati 2 anni veramente intensi. Abbiamo parlato di lei, parliamo anche del governo di Lega Pallavolo, del consiglio di amministrazione, un consiglio di amministrazione forte perché sono stati eletti 5 presidenti su 5 componenti del consiglio di amministrazione. Cerchiamo quindi di capire come ci si preparerà per il prossimo triennio. Soddisfatto di queste nomine? Qual è poi il segnale che Lega vuole mandare all'esterno, al mondo della pallavolo e al mondo in generale? Ma il segnale è chiaro e forte. È un segnale che dimostra appunto che la Lega è tornata credibile, che quelli che prima pensavano solo alla propria società, alla propria squadra come presidenti e in fondo consideravano a volte quasi un fastidio o a volte quasi un di più
la Lega, oggi riconoscono questa capacità della Lega di essere elemento di cambiamento e di guida per l'intero movimento a partire dai singoli club. E quindi il fatto che questi presidenti siano appunto entrati in CDA per me è un elemento di grande stimolo, di grande conforto, di grande aiuto, perché adesso con loro, con un CDA così formato, come lo devo dire è capitato anche negli ultimi anni, io penso davvero che avremo molta ma molta più forza nei confronti del movimento internazionale della pallavolo, dove come pallavolo femminile italiana di vertice vogliamo essere più rispettati per quanto riguarda ad esempio i calendari. Conteremo certamente di più nel confronto con la federazione, che dovrà rendersi conto che davanti non ha più persone che a tempo perso o per motivi poco chiari fanno pallavolo. No, hanno davanti delle persone che nella loro vita privata sono dei grandissimi imprenditori o professionisti che sanno come vanno le cose di questo mondo e che dunque, se hanno deciso di investire nel pallavolo femminile, lo hanno fatto perché ritengono che sia il miglior veicolo anche per comunicare ciò che a loro sta più a cuore, non solo dal punto di vista commerciale, ma anche dal punto di vista proprio valoriale, nel miglior senso del termine. Quindi un CDA da cui mi aspetto moltissimo e che otterrà certamente dei risultati importanti. Parliamo del consiglio di amministrazione, partiamo di quello di Serie A1 perché sulle 3 persone che sono state elette ci sono 2 riconferme importanti, quella di Boselli Botturi e di Garbellotto, e poi una figura nuova che è quella di Alessandra Marzari, presidente del consorzio Vero Volley. Secondo lei la Marzari cosa porterà di più al consiglio di amministrazione? Intanto la Marzari porta un'esperienza unica in Italia, che è quella di essere presidente di una società che ha una squadra in A1 femminile e in A1 anche maschile, quindi una visione totale, globale appunto di quello che è la pallavolo di vertice oggi in Italia. Porta l'esperienza di una società che ha un numero come poche altre di società affiliate, con le quali sviluppa appunto un'attività anche di crescita che riguarda appunto la pallavolo a tutti i livelli e per tutte le età. Quindi è una voce assolutamente autorevole, una voce di un'imprenditrice, di una professionista conosciuta, stimata, apprezzata nella realtà territoriale in cui vive, e cioè la Brianza e la Lombardia in generale. Quindi accanto ai 2 nomi di Garbellotto appunto e di Boselli è veramente quel trio per la Serie A1 che meglio non si poteva immaginare. Per quanto riguarda invece la Serie A2, riconfermato Vergnano, anche qui una novità che è quella di Postel, presidente della Trentino Rosa. Cosa ci dovremo aspettare invece per il campionato di Serie A2? Abbiamo visto comunque un'assemblea molto attenta e molto motivata. Ma intanto sono molto contento perché all'assemblea, con 8 nuove società partecipanti per la prima volta appunto all'assemblea di Lega, c'è stato un contributo fattivo, molto vivace, molto attento da parte dei club di A2. Ho visto appunto una platea di A2 di persone che hanno capito perfettamente che la Serie A è la Serie A, che la Serie A ha determinate regole, che per crescere ancora in Serie A bisogna appunto avere obiettivi importanti. Con loro voglio costruire ad esempio la possibilità di essere sulla nostra TV di Lega così com'è la 1, con loro vogliamo crescere anche per dare un'immagine più forte per quanto riguarda la capacità appunto di innalzare il livello tecnico del campionato. Con loro dobbiamo anche superare la difficoltà in cui ci ha messo la federazione con questa riforma del campionato di A2 che noi non volevamo. La federazione ha voluto portarla a 20, con il risultato che metà degli aventi titolo non si è iscritta tra le neopromosse della B1, con il risultato che se non avessimo avuto 2 società che hanno chiesto appunto il titolo di società non partecipanti, non saremmo nemmeno riusciti a comporre appunto questa rosa di 17 club per appunto la Serie A2. Quindi innanzitutto con i club di A2 dovremmo lavorare per ricondurre al buon senso la federazione. Vergnano e Postal sono 2 garanzie, perché sono veramente espressioni di 2 società modello che hanno fatto benissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche societario in A2 fino ad oggi.
Un'ultima domanda, chiudiamo in questo modo la nostra intervista, perché nell'ultimo biennio è stato fatto veramente tanto per la pallavolo rosa, per la comunicazione e per il modo in cui la pallavolo rosa interagisce con il mondo. Parliamo del progetto LVF TV, parliamo del rinnovo del contratto con Massa Group Sport, parliamo di Samsung, che adesso è diventato title sponsor, main sponsor di Lega Pallavolo Serie A femminile dei suoi eventi, parliamo anche della partnership con GCAM, l'abbiamo visto anche nel corso di questa estate con la missione che è stata fatta in Uganda. Quali sono allora le sue speranze e i suoi obiettivi per il suo prossimo mandato, per il prossimo triennio? Beh, innanzitutto di riconfermare questi impegni che sono giustamente stati appena ricordati. Samsung vuol dire qualcosa nel mondo e se ha scelto la pallavolo femminile di vertice italiana per noi vuol dire tantissimo. L'esperienza con GCAM la ripeteremo. Intendiamo appunto rafforzare la TV di Lega, abbiamo cambiato appunto il partner proprio perché vogliamo superare alcune difficoltà che abbiamo avuto lo scorso anno. Abbiamo l'obiettivo di creare una società per realizzare nuovi palazzetti in Italia, che è un vero problema per far crescere la pallavolo di vertice. Abbiamo in mente di fare una società di servizi per riempire questi palazzetti non solo per l'evento sportivo ma anche per altri appuntamenti. Abbiamo insomma da fare tante cose. Persino una nuova sede vorremmo prenderci come Lega su Milano, proprio perché vogliamo dare anche in questo senso un segnale di una realtà che si consolida e che cresce. Quindi gli obiettivi non mancano, l'impegno sarà garantito appunto dalla qualità delle persone che con me lavoreranno nel CDA. Io penso che con l'annata che abbiamo davanti, che sarà davvero un'annata straordinaria, perché il campionato promette sia di A1 che di A2, promette veramente spettacolo e grande livello tecnico, penso che avremo veramente il modo di fare finalmente quel passo, quel salto che noi abbiamo in mente. Abbiamo dei limiti, sono quelli della durata della stagione, ma questo intendiamo superarlo con una serie di proposte che abbiamo appunto al vaglio dell'assemblea, che io ho messo nel mio programma di lavoro, la possibilità di anticipare con tornei che abbiano un significato anche proprio, ad esempio per qualificare per la Coppa Italia, in modo da allungare la stagione oltre i 6 mesi che ci concedono e a volte ulteriormente ci decurtano le federazioni internazionali, europea e mondiale, che evidentemente in giro per il mondo non hanno a che fare con campionati dell'importanza di quello italiano e dunque tendono appunto a comprimere le attività nazionali. Noi su questo non siamo d'accordo ed è appunto su questo che noi ci batteremo, l'altro punto qualificante per il futuro, ribadendo il fatto che se non cambia la programmazione delle attività internazionali, i club italiani non parteciperanno alle competizioni europee per l'annata appunto 18-19. Presidente, grazie per il suo tempo e in bocca al lupo per i prossimi 3 anni. Grazie a voi, buona giornata.